Dalla partita del Cagliari la danno. Ehi adesso. C'è Gaia. Ciao. Però lo fai dove lo mandi questa istanza? Cosa sta facendo? Non funziona. Ah no, però devi fare però non ti manca questo passaggio, perché io l'altro giorno dove sono qua, non tanto la chiamata la Mix e l'esistenza staccata. Poi esatto, gli hanno spiegato, gli hanno detto no, deve fare una richiesta il capo gli ha fatto la richiesta, quando mi ha mandato lì poi mi ha chiamato per lì, mi ha spiegato la ragazza, infatti più o meno è questo che stai dicendo tu, perché io il lato vostro, lato rotaio è a posto, sicuramente non c'è stata la soluzione telematica e quindi potete avere due strade, o fate nuovamente la richiesta però sull'ufficio di stanza, potete fare una chiamata e con l'operatore cercate di far allineare questo dato, altrimenti dato un geometra, magari quello che vi ha fatto può entrare veramente con la sua impressione e allineare il dato. Fermati, non c'è siamo arrivati, non c'era mai, stava di lo può fare al capo. Il capo di tira fuori. C'è la strada. Non è piaciuto, più diciamo altro. Io pago 6 euro. Cioè non pago niente fino a oggi. No, ma adesso io alle poste ce l'ho. Lo stiamo passando. Ma da giugno di quest'anno Serviamo. inizia a 6 euro. Non c'è io ce l'ho 10 anni. Niente io, però l'obbligazione è super lenta da giugno 2026 mi dovranno cambiare. Infatti anche a me mi è stata una comunicazione che basta sì, sempre il tuo dove ce l'hai? Alle poste. Alle poste italiane passa a pagamento 6 euro. Ah, perché sono fatto da allora. Il fiscale lo devi comprare. Ma basta che lo usi una volta all'anno. Qualche banca. C'è quelli là. Così la patente basta che tu lo azioni.
Ah, mamma. Ma perché cosa? Esatto, l'appartamento è grande. Cioè, tanto è l'istanza anche la televisione pare Vuoi scendere? Vuoi scendere? Poi io non so, uno non sa dell'altro, perché io quando ho parlato con quella di Ozieri che mi ha messo in viva voce, mi ha fatto domande anche lei, non te lo so dire. Mi ha detto perché poi sono situazioni particolari, magari non è mia competenza, provate a chiedere, tutti ti dicono prova lì, prova là, sappia cosa è l'iter Signori. Chi lo deve fare? Quello che devo fare anch'io. Beh, ovvio, tant'è perché si interrompe anche la pensione, cioè si interrompe tutto. Che hanno bloccato è arrivato anche in banca. Cioè, è possibile che... Ah, ecco una cosa che infatti perché fa la pippa che tutti dicono no, non lo so, forse avete ragione voi, però meglio chiedere perché gli hanno detto guarda che noi non abbiamo fatto la situazione perché tutti i treni erano trattati tutti di difficoltà. Ma in effetti sì, ma non è che questo è il problema che dobbiamo farla comunque affinché la gente potesse ricevere una comunicazione ufficiale del perfetto. In effetti forse ragionandoci ha ragione, che da fatti verdi si deve fare. Non lo so. La tipa poi è stato trasmesso, non c'è da dichiarare nulla. No, noi l'abbiamo fatto a dicembre 22 e a gennaio 23 era stato già arrivato davanti alla
Sì, teoricamente fino al 2022 anche quando l'ho pagato perché Buonasera a tutti, bentrovati! sostanzialmente la Grazie soprattutto per la pazienza, però si dice che la pazienza sia appunto la virtù dei forti e vedo che la state esercitando alla grande. Grazie davvero per essere qui. Vi informo che la nostra sfilata questa sera è già partita e che a breve appunto avremo l'occasione di poter ammirare tutti i gruppi che in questa bellissima giornata, perché diciamo che è bellissima, si esibiranno qui per noi. Faccio un piccolo riassunto di quello che sarà il carnevale macomerese, anzi facciamo un bel applauso perché questa è la giornata di apertura del Carrasegare Macumere. E diciamo che per quanto riguarda il tema delle maschere tradizionali, questa giornata uggiosa potrebbe anche essere adeguata. Allora, piccolo riepilogo, questa sera apriamo 24 gennaio 2026, apriamo appunto la manifestazione del carnevale con la sfilata che riguarda le maschere tradizionali e le maschere contro bike. Ma iniziamo appunto con maschere non solo provenienti dalla Sardegna, ma anche con alcuni ospiti provenienti dalla penisola, quali ad esempio il Trentino, il Molise, ad esempio, e anche la, mi sono già dimenticata, andiamo bene. Trentino Alto Adige, la Liguria e il Molise sono nostri ospiti in questa giornata. Allora, tra i protagonisti, oltre appunto ai gruppi che vengono da fuori, avremo diversi gruppi, fra cui Boes e Merdures Bezzos di Ottana, avremo Sostumbarinos di Gavoi, avremo il gruppo, l'associazione Donna Zenobia di Macomer che appunto aprirà la sfilata di questa giornata, avremo Satiti Duo Zincu di Cosa, Sainu Orriadore di Scano Monteferro, Vigilantes di Sennori, Sostinti Natos di Siniscola, Sotreagoldos di Singia, il Circus di Sinai e le Janas di Gergei. Alle maschere appunto sarde ho già detto che si aggiungeranno i Krampus di Naturno dall'Alto Adige, poi i Belli e Brutti dalla Liguria e il Diavolo di Tufara dal Molise. La sfilata vi dico subito che si concluderà in appunto, io dico Piazza Nuova, piazza dei Caduti sul Lavoro, e si concluderà con appunto non solo ulteriore animazione da parte dei gruppi, ma si concluderà anche con una favata e delle tipulas offerte dall'organizzazione. Proseguo con quello che è il programma del Carnevale Macomerese, che prevede per il 14 di febbraio una sfilata allegorica di gruppi in maschera e poi andrà a chiudersi il 21 di febbraio con la manifestazione equestre appunto Currere a Pudas. Questo è stato un pochettino il riassunto relativo a quello che sarà appunto il nostro carnevale macomerese. Per quanto riguarda questa sfilata, ne approfitto per ringraziare gli organizzatori di questo bellissimo evento e sto parlando della società cooperativa Ezetra, della società Donna Zenobia e dell'associazione Marco, ovviamente con il supporto e il patrocinio dell'amministrazione comunale di Macomer, nonché con il grande sostegno di tantissimi sponsor che hanno aderito alla manifestazione e hanno scelto appunto di contribuire per la realizzazione. Facciamogli un applauso perché veramente meritano il nostro sostegno per il grande impegno manifestato in questo momento per Macomer e tanto più per la giornata che non è stata particolarmente felice con noi, ma siamo sicuri che sarà comunque, che migliorerà e che andremo a goderci quella che è questa sfilata della tradizione. Non asciugava. No, proprio lo sapere, perché io l'ultima volta che mi sono fatto, perché io ho preso il Carlino e
potremo appunto accogliere tutti i partecipanti, tutte le associazioni partecipanti. Per parlare un po' del carnevale, sicuramente il carnevale è tra le feste rituali più antiche al mondo, poiché è una festa che mescola sia elementi attinti dal mondo pagano, dal mondo antropastorale, con elementi propri della religione. Sono elementi che si fondono a una cultura, a una tradizione popolare forte, molto radicata qua in Sardegna. Altrettanto vale per quello che è il resto dell'Italia, poiché il carnevale dal punto di vista tradizionale è inteso come una tradizione vissuta con la superstizione, magia, esoterismo, tutte cose che poi sfociano a volte anche nella trasgressione. Questa sera vedremo delle associazioni molto differenti tra di loro, ma con dei punti in comune, anche perché il carnevale tradizionale nasce per rovesciare un po' quelle che sono le consuetudini, i valori e le norme proprie della quotidianità. Il carnevale soprattutto precede quella che è la Quaresima. Il carnevale è il periodo degli eccessi, dello strappare, per poi portarci lentamente verso la Quaresima, quindi verso il sacrificio, il silenzio e forse anche quello che è l'espiazione dei peccati e il pentimento. Le origini del carnevale tradizionale, poi nello specifico qua in Sardegna, sono sicuramente da rintracciare fra i rituali agrari, questo è poco ma sicuro, e tutti quei rituali che in epoca passata caratterizzavano il passaggio stagionale, quindi il passaggio tra l'inverno, la primavera, ma anche tra un clima goliardico e scherzoso ad un clima invece più solenne, un clima fatto appunto, come dicevo prima, di serietà e di silenzio, qual è quello che porta poi alla Pasqua. Il carattere del carnevale tradizionale, nello specifico qua in Sardegna, sicuramente ha un carattere cupo, un carattere sicuramente tetro. È molto marcato, dicevo, tra tutti i gruppi noterete che c'è una marcata distinzione del passaggio fra il buio e la luce. È un marcato passaggio tra la liberazione dai peccati terreni al trionfo del bene. Tutte le rappresentazioni che potrete ammirare questa sera si rifanno appunto alla continua lotta fra il bene e il male. Le figure che poi potrete notare non solo sono figure umane, ma spesso e volentieri c'è una netta contrapposizione fra l'uomo e la natura. Questa è una caratteristica, l'uomo che combatte contro la natura o viceversa prende spunto dalla natura per rigenerarsi. Altre caratteristiche di questo tipo di carnevale sono il marcato spirito, diciamo, della morte, poiché la morte e il sacrificio sono degli elementi caratterizzanti questa cultura, la cultura carnevalesca. Il dialogo con la morte è visto come una condizione necessaria per l'evoluzione dell'uomo e per la sua sopravvivenza, dalla morte alla rinascita. Guarda dove siamo. Guarda. Vedi qualcosa? Vedi qualcosa? In attesa dei gruppi, approfitto per qualche doveroso ringraziamento agli sponsor che hanno deciso appunto di collaborare. Ne invito qualcuno. Ringraziamento al nuovo bar di Borre, Arte Style Academy per Micheli, Art Jazz di Davide Matana, Margarita Sisters, Livio, Caffè Mozzi. Ringraziamo il Caffè 29, il Caffè Tubo, il Caffè degli Artisti e il Caffè del Corso.
proseguirò poi man mano che andremo avanti anche con ulteriori ringraziamenti agli altri sponsor che si sono impegnati. Vedo che aprite gli ombrelli, io sono riparata. Sono certa che ne varrà la pena, anche se dovrete tenere l'ombrello aperto, ne varrà la pena. Tra l'altro Macomer vanta la 12ª edizione di questa manifestazione tra l'altro molto attesa, molto sentita, manifestazione che ha la sua solennità e che comunque sta entrando a far parte in maniera molto importante di quello che è la tradizione appunto carnevalesca macomerese. No, te lo dico se poi ti fare. Qua. Lo vicini L'hai fatto Ciao mamma! Che minimo Chiedo scusa per i piccoli disguidi tecnici, ma l'umidità non ci sta aiutando in questo momento con le casse. Spero che mi sentiate chiaramente, che sentiate quello che dico. Mi hanno appena informata che mi dovreste dare conferma laggiù in fondo perché io non ho un'adeguata visibilità, che si avvicina il primo gruppo, che tra l'altro ad aprire appunto questa sfilata è un'associazione macomerese
l'associazione Donna Zenobia. Giusto 2 cenni sull'associazione, un'associazione di recente costituzione ed è un'associazione che ha lavorato fortemente sulla ricostruzione di un personaggio che probabilmente è anche esistito nella realtà maccomerese. Si immaginava da tempo Macomer che appunto l'esistenza di una maschera, di un qualcosa di dimenticato, di un qualcosa di tipico relativo al carnevale maccomerese, ma di cui si conosceva inizialmente solo ed esclusivamente il nome, tanto appunto era il tempo passato da poterla ricordare. Ma grazie a quello che è stato l'impegno e la lunga ricerca da parte sia della Prolocco di Macomer che del comitato di quartiere del centro storico di Macomer, si è riusciti tramite delle indagini, nonché delle interviste a persone all'epoca plurinovantenni, si è riuscita a ricostruire la maschera, una maschera, e quindi tramite le testimonianze appunto lasciate da questi maccomeresi ultranovantenni. La maschera che da tutti in maniera concorde veniva definita e descritta come una maschera sgradevole nell'aspetto, ma comunque una maschera benevola nel comportamento. Tra l'altro tutti coloro che hanno dato testimonianza dell'esistenza di questa maschera tradizionale di Macomer la descrivevano con una doppia fisionomia. Era una maschera a cui apparteneva sia il sesso femminile che maschile, e la cui caratteristica principale era quella o di avere un viso molto marcato con un naso pronunciato, oppure al contrario un viso affilato e un naso aquilino. In entrambe le versioni la maschera appunto era androgina, rappresentava assolutamente sia il sesso maschile, sia la natura maschile che la natura femminile, ed era una maschera che usciva nello specifico per l'accensione dei fuochi, i fuochi del 17 gennaio, quindi questa maschera usciva in pratica per Sadruva e procedeva tra la gente dispensando piccoli regali, ma non meno appunto facendo dei piccoli dispensi ai poveri astanti sfortunati. Donna Zenobia o Zenobio chiudeva poi la maschera, il carnevale, con l'ultima apparizione il giorno di mercoledì delle ceneri. Non avanza. E c'era un'usanza particolare. Le maschere di Donna Zenobia andavano e di potersi comunque redimere con l'arrivo della Quaresima e della Pasqua. Vedrete presto l'associazione più vicina a noi, con i loro vestiti di stracci scuri, con donne in base a quella che era la descrizione dei nostri anziani. Ne approfitto per ringraziare la polizia municipale di Macomer e tutti i volontari di Stuart che stanno aiutando in questo contesto, grazie davvero. So che fareste un applauso, ma siete impegnati a tenere l'ombrello e quindi ci sta. Vi ringrazio io.
Eh?